Friuli Bella Venezia Giulia è bella gente, bei posti, mare, sole, natura, divertimento, intelligenza, voglia di vivere. Allora, Friuli Venezia Giulia è sconosciuto perché l'Italia non lo conosce ancora quanto è figo. E poi gli dice, in vacanza in Friuli bisogna andare. Sergio, entusiasmo alle stelle! Viva il cinema! Favoloso. Favoloso. Venite in vacanza. Trieste, ragazzi, io sto a Roma, è una tristezza, ve lo dico io. Roma è una tristezza. Qua ci si diverte. Ma veramente, oh, che bello. La gente sorride, almeno sorride a Roma. Venite qua. Ti è piaciuta? Grazie. Ma lo dico col cuore, eh? L'ho capito. Oggi siamo qui per parlare della donna. Che cos'è la donna? La donna è quella roba, quella cosa, insomma, quel che lei che sta di fianco all'uomo nei momenti difficili che l'uomo non avrebbe se non ci fosse la donna. Format ideato, devo dire, dalla Turismo FVG, dal direttore marketing, che poi l'ha realizzato con tutte forze locali, quindi forze made in Friuli Venezia Giulia, tranne ovviamente gli artisti che sono di richiamo nazionale, ma puntando anche su artisti locali, quindi un format che vuole da un lato dare l'opportunità di riempire l'agenda ai turisti che sono nella nostra regione, sono in questo caso a Trieste, a Pordenone, ma magari anche a Lignano, a Grado, dare l'opportunità magari di fermarsi una giornata in più a chi transita nelle nostre città e anche sfruttare quello che è il turismo a chilometro zero, quindi a quanti decidono di fare le proprie vacanze in Friuli Venezia Giulia. Sono circa il 20% dei turisti del Friuli Venezia Giulia sono regionali e corregionali che decidono di passare qui le loro vacanze, quindi anche a loro un'opportunità in più per stare qui e ovviamente passare le vacanze e sostenere non solo gli alberghi ma anche il commercio, i bar, i ristoranti, che sono un indotto tanto importante e che in questo momento un po' stenta.